Comitato regionale Sardegna, un mondo al servizio del pallone. La sede di via Baccareda Cagliari è il punto di riferimento per tutti i tesserati, dirigenti di società, semplici curiosi e appassionati. Le porte sono sempre aperte a tutti. Qui, negli uffici della sede, vive uno staff completamente al vostro servizio, dalla segreteria all'amministrazione, passando per l'ufficio tesseramenti e per la disciplina sportiva. Il personale sarà pronto a darvi il benvenuto e qualunque tipo di supporto relativo a tutti i campionati, eventi, iniziative legati alla Lega Nazionale Dilettanti. Nella grande sala delle riunioni si incontrano ogni mese il presidente Gianni Cadoni con i suoi 7 consiglieri regionali, pronti per dibattere, proporre e approvare nuove idee per fornire un servizio sempre più vicino alle società. Il trasferimento scadeva venerdì scorso, quindi adesso non potete fare i trasferimenti, ma 18 anni adesso fino al 30 maggio. Ci sentiamo prossimamente, arrivederci, salve. Buon lavoro, buona mattinata. E a proposito, chiunque potrà inoltre fare affidamento anche agli uffici periferici, le delegazioni. Ben 7 dislocate capillarmente in tutto il territorio regionale. Cagliari, Carbonia, Nuoro, Oristano, Tempio, Sassari e Ogliastra. Mezzogiorno 10. Grazie. Ricordatevi di inserire sempre nel portale societario la richiesta di ricarica per il portafoglio tesseramenti. Quindi è importante per la società e anche per i genitori e per l'atleta che il tesseramento sia fatto nel momento in cui il calciatore inizia l'attività. Ricordatevi, prima di compilare le listinte di presentazione all'arbitro, di verificare nell'area societaria il tabulato dei tesserati a vostra disposizione, per verificare che tutti i calciatori che inserite siano in regola col tesseramento. Al di là degli uffici, il rettangolo verde vi aspetta a Oristano, nell'attrezzatissimo centro federale Tino Carta di San Rodia.